Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. E siamo arrivati a questo giovedì e sapete, ogni giovedì la nostra consueta rubrica delle Chiedimi pure a cura di Davide Morici, uno dei fondatori e ideatori di Io Compro Siciliano, e come sapete ogni giovedì parliamo di cultura, di arte, spettacolo, eventi. Sì, perché art is work, l'arte è un lavoro e noi questa settimana l'abbiamo veramente voluta dedicare alle grandi eccellenze artistiche siciliane e oggi avremo ancora un'eccellenza siciliana con noi. Lui è un direttore musicale, compositore, arrangiatore, musicista e tanto altro ancora. E fra il tanto altro ancora è un grande, grande, grande amico. Avremo con noi il maestro Giuseppe Mazzamuto, che ci racconterà delle sue composizioni, delle sue opere, delle sue partecipazioni importanti con grandissimi artisti di fama internazionale, ma ancora avremo un bellissimo contributo video da condividere insieme a voi, insomma rimanete con noi fino alla fine. Bene, siamo pronti? Allora iniziamo con il nostro consueto grazie. Grazie 259.865 volte grazie. Siamo, come vedete, già arrivati quasi a 260.000 e noi ogni giorno vogliamo ringraziarvi. Vogliamo ringraziarvi per l'entusiasmo, per la forza, per la passione che ognuno di noi mette affinché la Sicilia rimanga unita, unita nel mondo, perché Io Compro Siciliano rappresenta identità, qualità, provenienza, lo sapete ormai da fenomeno social è diventato un vero e proprio, una vera e propria attività che comprende e abbraccia ogni settore, da quello artistico a quello produttivo, affinché si possa realmente portare questa Sicilia nel mondo e così come dicono gli ideatori e i fondatori di Io Compro Siciliano, il mondo in Sicilia. Beh, siamo arrivati al giovedì, sapete la nostra consueta rubrica del Chiedimi pure e noi siamo pronti. Ringrazio Paolo Gatto in regia, Marzia Monreale, capo redattrice, tutto il team di Io Compro Siciliano. Beh, noi siamo pronti e quindi prego la regia di mandare la sigla del Chiedimi pure. Al giovedì la rubrica Chiedimi pure a cura di Davide Morici. Buongiorno, Buongiorno benvenuto e Catista, bentrovato. buongiorno a tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Felice di rivedervi. Grazie, grazie Davide, ed è vero, tutto il popolo di Io Compro Siciliano, stiamo quasi arrivando alla soglia dei 260.000 e beh, penso proprio di utilizzare una frase che è quella che Davide dice, Davide Morici, che è uno dei fondatori e ideatori di Io Compro Siciliano, dice sin dal primo giorno noi dobbiamo camminare velocemente e penso che si stia continuando a camminare velocemente, Davide. Assolutamente camminare, proprio camminare significa ogni passo ha il suo peso, ha il suo perché, ha la sua programmazione e quindi ci teniamo a non correre ma a camminare, ma velocemente per tante motivazioni, sia perché il gruppo, il network, le interazioni, le connessioni che ormai viviamo giornalmente a livello internazionale ci portano e ci spingono ad andare sempre avanti con una velocità, un passo diverso che noi dobbiamo sempre equilibrare. Nella vita poi è questione di equilibrio, riuscire a... tutto deve avere il suo metro e la sua misura. Sicuramente il progetto è veramente vincente e tutti i siciliani e comunque anche i siciliani nel mondo che ribadisco sono una forza
immensa, ci stanno aprendo le porte di tante realtà imprenditoriali con cui abbiamo creato e stiamo creando connessioni. Devo dire che la forza dei siciliani è veramente tanta, è un po' come si aspettava da tempo, è veramente questo progetto che coniuga lo sviluppo, il lato imprenditoriale, il lato artistico, il lato dell'immagine della nostra terra e il lato dello sviluppo delle nostre tasche. Lo dico proprio così in maniera anche abbastanza semplice, delle tasche, perché poi alla fine lo sviluppo deve portare i ritorni, perché se no noi parliamo soltanto, vogliamo fare, vogliamo dire, ma se poi alla fine non ci torna a noi niente che ci serve per poter vivere, per poter anche reinvestire, per poter rendere le nostre menti innovative, perché dobbiamo avere sempre la voglia di fare, per poter far sì che questo avvenga abbiamo bisogno di ritorni. Allora, forse si aspettava da tanto tempo, forse, o da siciliano dico, da tanto tempo si aspettava qualcosa che coniugasse un po' tutti questi, da un lato sentimenti e dall'altro fattori tecnici che portassero a uno sviluppo. E noi abbiamo iniziato a farlo. Grazie a tutti i 260.000 utenti abbiamo iniziato a farlo e a tutte le aziende che giornalmente interagiscono con noi, aziende nuove, aziende che si creano, aziende strutturate e che vogliono sposare, al di là della loro identità, che rimarrà sempre tale, vogliono sposare un progetto che diventa veicolo e amplificatore del Made in Sicily nel mondo. Io vorrei ricordare a tutti gli amici in collegamento di collegarsi al nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Sarà una bellissima e piacevolissima esperienza in Sicilia, dico io, perché entrare all'interno del nostro marketplace sono oltre 50 aziende, sono oltre 2000 prodotti e per prodotto si intende proprio l'esperienza in Sicilia, perché troverete non solo eccellenze del gusto, produttori del gusto, ma c'è veramente un mondo dedicato anche all'arte. A proposito di arte, poi adesso mi piacerebbe leggere una frase che proprio questa mattina, Davide, è stata pubblicata come ogni mattina in questi 6 mesi, senza mai trascurare una sola giornata. Anche questa mattina mi ha conquistato molto questo messaggio e fra poco vorrei leggerlo. Entrate all'interno del nostro marketplace perché noi diciamo sempre non molliamo, iniziamo da noi. Iniziamo dalle aziende che abbiamo vicino, perché questo sarà il vero modo per stare insieme, non mollare ed aiutare la nostra economia, così come stava dicendo adesso Davide. Davide, torniamo un attimino a questa frase che io questa mattina ho letto e mi ha particolarmente colpita e conquistata. L'innovazione non è mai arrivata attraverso la burocrazia e la gerarchia, è sempre arrivata attraverso gli individui. Assolutamente, e noi ne siamo una prova, ma i siciliani ne sono una prova, lo dico al di là, io compro siciliano, ma lo dico anche in seno a io compro siciliano, perché la risorsa più grande è l'uomo, l'uomo in generale, ancor più oggi, in questo momento che viviamo, veramente la risorsa più importante è l'uomo che deve reinventarsi, deve svilupparsi e sfruttare quello che sono le proprie capacità, magari anche capacità che a volte si pensa di non avere, ma ovviamente capacità significa anche andarle a studiare, andare a creare i presupposti affinché quelle capacità personali possano creare sviluppo a se stessi e anche insieme a una comunità. E quindi proprio per questa grande capacità che è dell'uomo in senso assoluto, sicuramente lo sviluppo storicamente è sempre avvenuto attraverso iniziative di singoli individui che poi unendosi hanno creato delle comunità e che hanno creato degli sviluppi. Uno degli esempi è proprio Io Compro Siciliano, che è partito dal territorio. Ieri un grande pubblicitario, un grande perché veramente rappresenta dei nomi nazionali per quanto riguarda la TV, comunque le TV nazionali, mi ha detto la vostra grande forza e la vostra particolarità è il fatto che voi siete partiti dal basso
per andare verso l'alto, perché di solito un progetto parte dall'alto nel senso che viene studiato, vengono messi i fondi, si trovano gli investitori e quindi si parte dall'alto per poi distribuirlo ovunque. Invece noi siamo partiti dal basso, quindi dal territorio, da una volontà di noi ideatori che abbiamo messo in atto, seppur studiata, è il frutto delle nostre esperienze, ma è fondamentalmente il frutto di un'esigenza che abbiamo sentito sulla pelle da siciliani in un momento unico senza precedenti, che ha creato appunto quella esigenza e quella volontà a voler fare qualcosa. E abbiamo creato questo fenomeno. E quindi proprio partito dal basso, quindi da noi, da semplici imprenditori, da semplici cittadini della nostra terra che hanno questo desiderio di fare, perché noi siciliani abbiamo dentro anche questo senso di riscatto che vogliamo continuamente. Noi nasciamo, cresciamo, ci sviluppiamo in tutto quello che facciamo e in tutti gli ambiti che vanno dall'arte all'imprenditoria, a tutti gli ambiti, con questo senso di riscatto. È come se ci fosse qualcosa che dobbiamo dimostrare, dobbiamo, perché viviamo delle anche culture che un po' ci hanno sempre forse tenuti a bada e questo a noi non va bene. Allora, proprio per questo abbiamo risvegliato un sentimento in un momento particolare che ha creato questa enorme forza di Io Compro Siciliano che cresce continuamente come lo viviamo e che ci vede anche abbastanza presenti a livello internazionale. Abbiamo un'attenzione particolare. 2 giorni fa ci ha chiamato, sempre che mi piace raccontare quello che succede giornalmente, cioè i nostri telefoni ricevono telefonate, ricevono connessioni anche da persone, da realtà imprenditoriali grossissime che di fatto di punto in bianco, nella maniera più semplice, non hai bisogno né di rivolgerti al segretario, all'altro, chiamano e tra queste ci ha chiamato l'Università di Trento che ha creato 2 gruppi di lavoro su una specializzazione che è sul marketing a livello aziendale, a livello di marketing e comunicazione. E uno di questi 2 gruppi si è dedicato a un progetto innovativo che stanno portando avanti sulle Marche, legato all'agroalimentare. L'altro si è dedicato a noi. Ci hanno chiamato, ho fatto questa bellissima intervista che ora porterà anche altre connessioni e a una pubblicazione che faranno proprio sul progetto Io Compro Siciliano. E da fuori ci notano, questo per dire che veramente stiamo facendo tutti noi siciliani qualcosa che insieme si può, insieme sembra quasi uno slogan Slogan. politico, ma di fatto è uno slogan invece imprenditoriale. Insieme si può, dobbiamo mettere dentro le giuste competenze, dobbiamo innovarci consapevoli che abbiamo bisogno di fare tanta formazione, abbiamo bisogno di scambiare le opinioni e costruire insieme. Insieme assolutamente si può, quindi siamo assolutamente felici, contenti, abbiamo la possibilità di creare su delle basi che stiamo costruendo e questa è la più bella cosa che può avvenire Davide, a io una devo realtà proprio... imprenditoriale. No, io Interrompermi, lo perché... so. No, devo interrompere perché sono stata conquistata dalla parola creare. Perché se io pensassi alla creazione, subito penso all'arte, e beh, mi viene subito in mente la musica, e se mi viene in mente la musica già subito io vedo il nostro ospite che è lì, che freme per entrare, perché voi dovete sapere, cari amici del popolo di Io Compro Siciliano, oggi, oltre ad avere un grandissimo artista, così come dicevo ad apertura, un grandissimo compositore, musicista, ci racconterà veramente tanto, c'è veramente un po' un ritorno agli affetti, perché con il grande maestro Giuseppe Mazzamuto, che adesso stiamo per fare entrare, ci lega anche un'esperienza molto bella, Davide, legata a Cialoma. Cialoma è una realtà artistica che vive da oltre 20 anni e che ha la grande forza di portare avanti la Sicilia, la sicilianità, le tradizioni, la memoria, tutto quello che è il cuore che batte dei siciliani, la nostra straordinaria insularità d'animo.
e devo dire Giuseppe Mazzamuto è stato sicuramente un grande pilastro, ha portato veramente tanto all'interno di Cialoma. Bene signori, noi siamo pronti, siamo felici di avere in questa giornata ospite con noi il maestro Giuseppe Mazzamuto. Buongiorno a tutti, che bello vedervi. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, benvenuto e bentrovato. Benvenuto e Grazie bentrovato. Grazie mille. Allora, Giuseppe Mazzamuto, lo vedete, è sempre stato, il mio racconto risale a 20 anni fa, è sempre stato un ragazzo, adesso un giovane uomo, è sempre stato molto, molto timido e riservato, ma con un grande carisma, una grande forza. Lui dal 1998 è percussionista presso la Fondazione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, vanta grandissime esperienze, Sting, Bollani, Piovani, Richard Galliano, Claudio Baglioni, il meraviglioso Mango, vanta veramente tanta esperienza e mi piacerebbe partire da Giuseppe, ma la musica per te cosa è? In realtà la musica per me non è una cosa a parte, cioè la musica sono io. Non riuscirei a pensare un Giuseppe senza musica, senza tutto quello che ho qua dietro di me, no? I miei strumenti e il mio studio dove produco appunto la musica stessa. La mia giornata inizia normalmente pensando a quello che devo fare musicalmente e si chiude con quello che devo fare domani di nuovo musicalmente. Quindi in realtà la musica per me è tutto. E vi dirò anche che in questo momento così difficile per la nostra società, per quello che stiamo affrontando con il Covid, la musica secondo me ha un ruolo ancora più importante rispetto addirittura al passato. Seppur molti pensano in questo periodo che la musica sia il fanalino di coda, cioè qualcosa di non essenziale, no? Perché comunque per adesso si pensa che le cose più importanti siano cose, diciamo, di primaria necessità. Io vi dico che la musica è di primaria necessità soprattutto in questo periodo, perché quello che sta succedendo adesso attorno a tutti noi è quello che si sta un po' perdendo il contatto umano con le persone. Il fatto di dover indossare la mascherina obbligatoriamente, giustamente continua a dire, ci fa perdere il sorriso, questo sorriso che possiamo scambiare con le persone. Questo virus ci sta togliendo anche il piacere dell'abbraccio, del bacio che per noi era, per noi siciliani soprattutto, era una cosa quasi obbligatoria, no? Il contatto con la persona. La fisicità. La fisicità, assolutamente sì. E quindi la gente, io per quello che sto vedendo nella vita, penso che lo state un po' vedendo anche voi, in realtà ci si sta un po' abbrutendo, siamo un po' tutti più arrabbiati, un po' tutti più scostanti l'uno con l'altro. E quindi in questo momento intanto dico che la musica ha una funzione sociale, la musica ci riavvicina in un momento dove siamo costretti a stare lontani. E oltre a questo dico che la musica può essere ed è un motore economico, che può muovere veramente l'economia della nostra Sicilia, ma anche del nostro paese. Quindi non è assolutamente fanalino di coda, non è assolutamente una cosa secondaria, ma una cosa assolutamente primaria. Io ti ringrazio maestro per aver detto questo perché è vero, la musica, la poesia, il teatro, perché diciamo sempre che gli artisti vivono, e questo è un lavoro, e vivono grazie anche al contatto con il proprio pubblico, questa fisicità di cui parlava adesso il maestro. Quindi è vero, abbiamo bisogno di tutto e di tutti, e dico di tutte le categorie, e per tutte significa tutte, perché l'arte è un lavoro. Maestro,
Davide, mi piacerebbe leggere con voi qualche messaggio, perché sapete, noi abbiamo tanti amici che seguono i nostri live e ci dedichiamo sempre al saluto in diretta. Abbiamo il nostro grandioso chef del team di Io Compro Siciliano, Mariano Carbonetti. Buongiorno alla nostra Katiuska, al dottor Morici e ai loro ospiti. Quindi buongiorno, buongiorno a te, chef. C'è Lidia Prestana. Buongiorno a tutti, Io Compro Siciliano. Ciao Lidia, grazie per essere in collegamento con noi. Amalia Lopinto, buongiornissimo, felice giornata a tutti. Abbiamo Tito Puleri, buongiorno, ciao Tito, grazie per essere qui in collegamento. Abbiamo Enzo Morici, buongiorno, grande, compro siciliano per tutti i prodotti genuini, assolutamente, noi compriamo solo prodotti genuini e abbiamo anche artisti meravigliosi, genuini e da portare veramente come fiore all'occhiello. Abbiamo il Faraone Palermo, buongiorno carissima amica Catiuscuzza e Davide altrettanto, che sei un bravissimo ideatore, e a tutto il nostro popolo di Io Compro Siciliano. Ciao caro amico, grazie per essere in collegamento. Abbiamo Vincenzo Spinelli, lui è un artista, è un pittore bravissimo, buongiorno a tutti, ciao Vincenzo. Ci fermiamo un attimo con... leggiamo questo messaggio e poi ci fermiamo con i messaggi. Abbiamo lo chef che dice: riuscire a tirar fuori le nostre competenze, aver fiducia nei propri mezzi legati strettamente alla nostra terra, può darci la forza di emergere e portare alta la nostra sicilianità. Ed è proprio vero, chef. Abbiamo da New York un saluto speciale, va a John Blandi. Buongiorno Katiuska e Davide e a tutti gli amici. Ciao John. Lidia dice: bravo Davide Morici, la goccia fa il mare, ed è vero, e poi bisogna sempre camminare a piccoli passi per fare lunghi percorsi. Grandissimo maestro Mazzamuto. Devo dire che sei riuscito a zittirmi il Morici. Io non avevo mai visto il Morici in silenzio così. Musica. Davide. Giuseppe ha detto che lui e la musica sono un po' la stessa cosa, quindi quando lui parla io sto ascoltando musica e quindi assolutamente è un piacere ascoltarlo, quindi, assolutamente. O comunque... volevo dire soltanto questo, peraltro diciamo non è così per dire, ma in realtà la musica che parte dalla Sicilia è veramente una grandissima potenza, cioè veramente una grandissima potenza. E tutti comunque riconoscono, diciamo, questo nostro modo di immaginare quello che può diventare un prodotto musicale. Quindi ci stiamo dentro e dal punto di vista artistico e anche dal punto di vista del motore dell'economia siciliana. Ma guarda, per legare a questo connubio, mi voglio legare a quello che sta dicendo Giuseppe. È vero, poi alla fine tutto fa parte di una qualità, un'identità e una provenienza. Ci hanno chiamato per un evento che si svolgerà l'anno prossimo, che coinvolgerà la Sicilia legato alla musica. E noi siamo venuti a sapere che hanno parlato di noi, di Io Compro Siciliano, perché ci vogliono dentro. Perché? Perché vogliono abbinare, al di là della comunicazione, che ormai sempre più noi portiamo avanti, quello che è l'ambito della web TV, dell'essere presenti negli eventi, quindi la comunicazione, portare avanti una comunicazione che è legata a un brand legato alla nostra terra. Ma questo è un aspetto. Poi c'è l'altro aspetto che è quello di, per assurdo, il vasetto di marmellata, se lo abbini a una composizione musicale, sei stato creativo e riesci a creare un'identità che parte dal territorio. Noi se vogliamo vendere, lo dico tra virgolette, o forse anche promuovere quello che è la nostra identità, che sia artistica, che sia anche dei nostri prodotti, dobbiamo partire dalla storia, dal territorio, unire le arti, e ci vuole l'arte delle mani che suonano uno strumento o l'arte delle mani che producono una marmellata. E tutta questa unione fa sì che diventi identità ed è quello che noi vogliamo trasferire fuori. Sono belle parole, perché poi le belle parole bisogna anche accompagnarle dai fatti, ma è quello che giornalmente facciamo grazie alla forza di tutti e alla forza veramente anche di tanti artisti e anche di tanti imprenditori che stanno credendo a questo modo di promuovere la nostra terra. Quindi uniamo... C'è un messaggio che mi piace leggere, che ho proprio qui sotto gli occhi, di Tito Puleri, che dice: senza musica e senza dirette il mio lavoro in campagna
sarebbe più pesante. Beh, Tito, io ti ringrazio per questo messaggio e sai perché? Perché ci stai dicendo che tu non ti stai fermando e che continui a lavorare in campagna. Quindi un grande abbraccio, Tito, ti saluto. C'è anche Vincenzo Taranto che dice complimenti per ciò che fate. Bravi, un saluto dalla Calabria. Ciao caro amico, volevo dire che Io Compro Siciliano, sapete, non è un progetto, non è chiusura, non vuole essere qualcosa che chiude soltanto alla nostra regione, ma anzi è un progetto di promozione. Spesso Davide lo ha anche detto, grazie a noi è nato Io Compro Veneto, se non erro proprio, sì, altre realtà che hanno proprio preso spunto da noi, e quindi assolutamente partiamo da noi, da quello che abbiamo vicino, perché in questo modo aiuteremo le nostre economie locali e quindi la nostra regione, la nostra bella Italia. C'è il Faraone Palermo che dice: la musica fa benissimo all'anima, qualsiasi genere d'arte altrettanto, ci fa anche sognare e uscire dalla realtà di oggi soprattutto. Quello che diceva il maestro Mazzamuto. Maestro Mazzamuto, tu sei un grandissimo compositore, ti stimo moltissimo, ti ammiro tantissimo. Hai veramente scritto per opere teatrali, hai scritto per orchestra, sei arrangiatore, ma mi piace in questo momento soffermarmi su quella che è anche i progetti legati alla solidarietà, ed esattamente parlo di un progetto nello specifico che è The Power of Love, che è stato realizzato da Music of Love, che si occupa poi della raccolta di fondi per l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Beh, guardate un attimino il nostro maestro Giuseppe Mazzamuto. Prego la regia di mandare questo contributo video. E come vedete è un video che è stato realizzato con partecipazione di artisti nazionali ed internazionali per questa nobilissima causa. Maestro Mazzamuto, beh, ma oltre a questo ci sono tante belle novità. Io ho saputo proprio prima di iniziare la nostra diretta che c'è una bellissima novità e che vuoi condividere in primis con il popolo di Io Compro Siciliano. Sì, in super anteprima qualche giorno fa, anche per dire che in realtà le cose comunque continuano a muoversi quando lavori, diciamo, con serietà. Sono stato contattato da un regista americano, a breve loro inizieranno praticamente le riprese e scriverò le musiche per questo cortometraggio di questo regista. Ci piace, ci piace. Infatti. Maestro, È una cosa bellissima, dico, al di là di tutto, la composizione, nel senso che è da qualche anno che ormai è diventata una cosa seria per me, perché in realtà era nata semplicemente per raccontarmi, perché io non essendo bravo né a parlare né a fare altro, probabilmente al di là, diciamo, della musica, in realtà io non è componevo perché vero, volevo non è vero, raccontare. smentisco. Stai trasferendo Troppo buona. assolutamente attraverso il tuo racconto ciò che sei, maestro. Quindi all'inizio ho incominciato a scrivere un po' come quando si scrive sul diario, no? Cioè, le tue sensazioni. Da lì c'è stato un'escalation, insomma, poi di apprezzamenti esterni che io non avevo né messo in conto, devo dire neanche avevo richiesto in qualche modo, no? Quindi è stata una cosa totalmente sincera. Da lì è iniziato tutto questo che poi sta diventando in qualche modo, diciamo, un vero e proprio lavoro, e io sono strafelice di questa cosa, anche perché
pur facendo appunto base in Sicilia, perché comunque io sto qua a Monreale, da qui praticamente compongo le mie musiche, insomma, e cominciano a girare per il mondo, è una cosa E bellissima. noi siamo molto fieri, sai, maestro, perché avere eccellenze come te, eccellenze artistiche, ci inorgoglisce ancora di più. A maggior ragione ti confesso per aver lavorato col maestro Mazzamuto, cioè Ma quelli adesso, sono ma stati Morici, anni sono passati bellissimi, eh? 20 anni, dico, ma non si potrebbe mica immaginare, non so, io così lo Una dico davanti reunion. solamente a 260.000 amici, ma si potrebbe mica immaginare nuovamente il maestro Mazzamuto? Eh? Assolutamente, no, si potrebbe. Il tempo che il Covid ce lo togliamo e mi auguro veramente, assolutamente che prima possibile possiamo ritornare a quegli abbracci e a quegli eventi che oggi veramente già cominciamo a desiderare, perché poi alla fine sono anche assolutamente curativi. Abbiamo bisogno, per poter creare, abbiamo bisogno di trasferire le emozioni, quindi assolutamente mi auguro succeda presto, ma io compro siciliano di fatto inizierà i suoi eventi e quindi ancor più una riunione o un ritorno di Cialoma è assolutamente diciamo scontato e sarà un piacere. Mi piace sottolineare il fatto che lo diciamo sempre che crediamo molto che investire in cultura, un po' come investire nel sociale, per noi genera assolutamente sviluppo, cioè non è fine a se stesso soltanto perché fa bene, che già il fatto di che faccia bene già genera sviluppo. In una società dove si sta bene, dove si vive creando, dove si vive nel poter dare il proprio contributo, si genera sviluppo. In più, all'atto pratico, noi crediamo che investire in eventi culturali, investire nel crearli e nell'essere presenti dove ci sono eventi culturali, sicuramente crea sviluppo perché vai a coinvolgere intanto le maestranze dello spettacolo e le maestranze sono collegate perché per costruire uno strumento musicale ci vuole la materia prima e per realizzare la materia prima ci vuole chi te la fornisce, è tutto collegato. Noi O dobbiamo l'indotto. creare il giusto, è tutto un circolo di sviluppo che noi stiamo portando avanti con Io Compro Siciliano e ci crediamo veramente. Perché la musica arriva ovunque, sapete dove è arrivata? È arrivata nelle cucine dei nostri chef Mariano Carbonetti e Salvo Renda, che come sapete sono i nostri chef, appartengono al nostro team di Io Compro Siciliano. Sentite un attimino cosa scrive Mariano Carbonetti e cosa risponde Salvo Renda. Allora, Mariano Carbonetti dice: complimenti sinceri al maestro Mazzamuto. La sua musica riesce a trasmettere emozioni e rilassa l'anima, dice lo chef Carbonetti. Lo chef Salvo Complimenti è Renda bellissimo. risponde: Mariano, questo genere di musica come sottofondo in cucina sarebbe l'ideale. Beh, cioè, chef, secondo me con una musica così si possono creare nuovi piatti, cioè possiamo spaziare dalla tradizione all'innovazione, riusciremo sicuramente a portare ancora più sicilianità a tavola. C'è ancora un messaggio, permettetemi di leggerlo, di Vincenzo Taranto, legato al messaggio di quelle che sono le sinergie, di come poi le altre regioni debbano partire proprio da loro un po' come stiamo facendo noi. Questo nostro amico Vincenzo Taranto dice: grazie a voi. Volevo aggiungere che concordo in varie degustazioni di prodotti siciliani. Li abbiamo abbinati alla cultura, alla storia, alla poesia con enorme successo. Assolutamente, assolutamente quello che dicevamo adesso, tutto fa parte poi di una fitta rete che è composta da tutto. Noi Davide? dobbiamo partire dalla consapevolezza che si può fare. In questa terra molte volte abbiamo detto no, ma non lo possiamo fare, e quando si può fare, no, invece si può fare perché per legarmi a quello che hanno scritto i chef, grandiosi chef Salvo Redda e Mariano Carbonetti, dici, mangi ascoltando la musica, è una consapevolezza, ed è sicuramente una dimensione diversa e significa coinvolgere l'artista e coinvolgere anche il prodotto che mangi. È un nuovo modo anche di riproporla. Perché non farlo?
ovviamente per farlo devi avere le giuste competenze. Molte volte diamo troppe cose per scontato, invece le cose si possono fare, le possiamo fare in prima persona. Dobbiamo, come dicevamo all'inizio, assolutamente metterci in gioco perché la vera risorsa è l'uomo. E noi con questo contenitore vogliamo unire tutte queste risorse e ci stiamo riuscendo grazie alle singole risorse, proprio a tutti i siciliani che ci stanno dando fiducia. Davide, ci sono due messaggi per il maestro Mazzamuto. Uno è il faraone Palermo che dice: un mondo senza musica sarebbe un mondo sbagliatissimo, e quindi questo a maggior ragione è quello che diceva il maestro proprio d'apertura della nostra puntata. E poi c'è un messaggio di Vincenzo Spinelli che dice: ascolto molto spesso mentre dipingo, perché Vincenzo è un bravissimo artista, dipinge, avremo modo di averlo anche nei nostri live. Quindi ascolto il tuo album Melody Terrinen, e questa qui la pronuncia, Sì, spero, fantastico, sì. dice. Beh, cioè, ma meglio di Complimento così? bellissimo, complimento bellissimo. C'è Salvo Renna che dice: di certo si lavora meno stressati e con ispirazione. E beh sì, la musica poi è veramente il racconto della nostra vita. E poi Noi la siamo musica arrivati... Oltretutto, fatemi aggiungere soltanto una cosa, in realtà io poi dico sempre che la musica è psicoterapia gratuita. Cioè, quando ascoltiamo la musica viene fuori tutto quello che abbiamo dentro, dico perché poi nella nostra vita normale abbiamo, oggi ancora di più, ma nella vita dico al di là del Covid, una quantità di stress e frustrazioni che ci coinvolgono in maniera bestiale. Tutte queste frustrazioni quando le teniamo dentro ci fanno veramente molto molto male. Grazie alla musica invece possiamo buttare fuori tutte queste energie negative e stare bene. La musica fa stare bene, tutte le arti fanno stare bene. Io da qualche anno, peraltro, collaboro anche con molti coreografi. Ho avuto la fortuna, insomma, di Ma conoscerne noi ti tanti. Ora, abbiamo visto anche ad Amici, eh? sì, Ah, ah. sì, è vero. Sì, perché qualche anno fa ho lavorato con David Parsons, che è un coreografo americano. La prima ballerina era Elena Damario, che ho conosciuto grazie a Satina Franco, peraltro. Praticamente da lì è nata questa collaborazione con lei e poi lei mi ha portato lì ad Amici a fare questa cosa. È stata un'esperienza ovviamente stupenda, bella. C'è ancora un messaggio di Marzia Monreale, che è la nostra caporedattrice, anche con un cuore, e dice: la musica è linfa per l'anima. Ed è proprio vero. E mi Io Assolutamente auguro, questo. noi nel nostro, ma sempre più dico che dobbiamo creare i presupposti affinché la musica si regga anche da sola, perché è vero che è, come dire, è una lezione, aiuta lo spirito, l'anima, è curativa, ma i musicisti devono essere anche tutelati. È un messaggio che i musicisti e gli artisti in generale dobbiamo creare i presupposti affinché quella musica che arriva dentro le cucine, affinché qualcuno possa lavorare bene e possa essere ispirato, abbia i presupposti e nasca da presupposti imprenditoriali che tutelino i musicisti. Lo dico come messaggio perché oggi realmente una delle categorie che è completamente scoperta è il mondo dell'arte, e non si può accettare in una Italia che poi forse di arte ne ha vendute, ne ha costruito pure il turismo e tutto quello che è l'indotto di immagine. Quindi anche qua noi, come Io Compro Siciliano, creeremo i presupposti affinché gli artisti possano avere il loro spazio e le loro identità attraverso progetti finalizzati. Ce la metteremo tutta e sono fiducioso che daremo il nostro grande contributo. Noi vi ringraziamo per Popolo di Io Compro Siciliano anche oggi per essere stati con noi. Naturalmente con me ci vediamo domani, domani è venerdì, ancora la rubrica del Chiedimi Pure a cura del dottor Giuseppe Giorgiani, uno dei fondatori, ideatori di Io Compro Siciliano. Come sapete parliamo di internazionalizzazione, digital innovation, come affrontare questo periodo particolare per le nostre aziende. Leggeremo come sempre una vostra mail che arriva al chiedimipure@iocomprosiciliano.com, ed ancora parleremo di bandi, perché Io Compro Siciliano vuole essere veramente un mezzo anche per supportare in questo momento molto particolare le vostre aziende, le vostre famiglie, la nostra vita. Noi siamo felici, orgogliosi, onorati di aver avuto con noi un grandissimo artista come il maestro Giuseppe Mazzamuto con noi. A Io questo punto vi ringrazio tantissimo.
a questo punto dobbiamo chiudere, ma prima di chiudere, maestro Davide, per favore potreste gentilmente avvicinarvi alla camera? Più vicini, vicini, vicini. Ecco qua il maestro Davide. Adesso dovreste per favore ripetere con me: io compro siciliano. Siciliano. Ci piace, grazie Mazzamuto, grande maestro, ciao, grazie per essere stato con noi, Giuseppe, grazie Davide Giuseppe. Monici, grazie Grazie Paolo mille. Gatto in regia e adesso amici, sigla, a domani, ciao, ciao Beppe! Ciao Katy, ciao Davide.